Va ora in onda Casa Stipancic. E cos'è sta roba? La sigla. Buono, va bene, ciao. È sempre quella, come ogni lunedì. Ma sei convinti? Sì, dai nonno, attendi ancora qualche secondo. Non si finì ancora. No, ancora un attimo di pazienza. E ora? Dai, ecco che inizia. Eccoci Brian, come sei? Tutto bene? Mm. Ah, ma sempre meglio proprio. Marisa? Marisa? Dove sei andata? Sono qua in cucina, Ciano. Ah, buono. Nonno, Dimmi tutto. ma la nonna cosa fa in cucina visto che abbiamo già mangiato? Cosa vuoi? È là che ne dà un poco, forbisce il focoliere, la nappa e queste cose qua, insomma. Ah, ho capito. Ciano, puoi venire un salto di qua? Avessi bisogno di una mano. Sì, adesso arrivo. Brian, vieni anche tu che aiutiamo nonna. Mm. Oh cazzo, l'entusiasmo in persona. Andiamo, dai. Eccoci Marisa, dimmi tutto, cosa nasce? Ciano, c'è Caligo. Non capisco cosa che è, ma non si arriva a verzere il cassettino. Orca, sarà sicuramente qualcosa dentro che non lascia perdere. Aspetta che guardo, dai. Sì, ara, che non so proprio più come fare. Ma un poco si arriva a perdere, vedi? Sì, ma è solo un sbicchietto. Porca madre, aspetta che... no, cavolo, non arrivo. E come facciamo adesso? Ascolta, io ho le mani grandi. Brian, tu che hai le manine piccole, mi aiuti a zuccare fuori da questo cassettino qualche ordegno? Ecco, sì, buona idea. Che carico di cucciari di legno, pironi, tutto robe che intrigano. Ecco, bravo, aiuta il nonno. Sì, bravo, prova a sore quel cazziulo. E quello? Ciano, scusa un attimo, viene un salto di là? Sì, arrivo. Dimmi Marisa, cosa c'è? Ascolta, ara, che è il cazziul, per talian, se dici cazziule, non cazziulo. Cosa? Eh. Ma cosa scherzi? No, perché se così non sei maschile, sei un oggetto. Ah, Sei come il badil, per esempio, che per talian si dici badile, sì, non badilo. buona, tita che ha fatto scole. Già finito? Sì, Come? è finita la puntata, nonno. Ma mi volevo andare avanti, scusa. Vabbè, però non si può. Ah, è buona. Bisogna aspettare fino a lunedì prossimo. Ciao, mi non capisco sta roba. E allora